L'assessore alla sanità Ruggero Razza, al termine della visita fatta al Palacongressi di Agrigento, si è recato presso l'ospedale Parlapiano di Ribera. Per l'assessore Razza anche Ribera sta registrando una buona performance vaccinale, eppure qui penso che riusciremo a raggiungere i target previsti. Ad accompagnare l'assessore Razza, la parlamentare agrigentina onorevole Giusy Savarino, soddisfatta dei risultati ottenuti finora nella nostra provincia. Questa è un'operazione importante, io ho stimolato molto l'ASP e la governance dell'ASP proprio per cercare di andare incontro agli scettici, e così si sono aperti anche hub vaccinali in alcuni comuni recalcitranti. Faccio i miei complimenti per esempio a Racalmuto, che avendo l'hub nel proprio comune sono riusciti a superare il target del 70%. Ravanusa continuano ad essere un pochino a rilento e stiamo intensificando anche lì, così come in tutte le realtà in cui c'è un pochino di timore ad avvicinarsi al vaccino, nonostante ormai la scienza e i fatti stiano dimostrando che solo col vaccino usciamo fuori da questa crisi pandemica, solo col vaccino mettiamo in sicurezza la salute nostra e anche la nostra economia, e quindi evitiamo restrizioni.